Una gita turistica in Golfo che rischiava di trasformarsi in tragedia. Momenti di panico a bordo della motonave Audace che effettua il servizio di collegamento marittimo fra Grado e Trieste. Mentre si trovava a 5 miglia dalla costa, prima di arrivare a Monfalcone, ha iniziato a imbarcare acqua ed ha lanciato il Mayday. Rischio affondamento, questo quanto riferito alla sala operativa della Guardia Costiera. A bordo c'erano 76 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'allarme nautico ha fatto scattare la maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa della Sores Friuli Venezia Giulia. In soccorso alla motonave Audace sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera di Trieste e Lignano, i vigili del fuoco con elicotteri e il nucleo sommozzatori, oltre che la Guardia di Finanza. I passeggeri sono stati trasferiti a gruppi su zattere di salvataggio e poi trasportati via via verso il porto di Grado al molo torpediniere. Una spola continua che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo solo quando l'ultimo passeggero ha toccato terra sull'isola del Sole. Spaventati, infreddoliti, ma tutti in buone condizioni di salute. Alle 15, quando la conta definitiva ha concluso il salvataggio, il momento di riflettere, in primis per l'armatore della motonave Pierfilippo Vidali. Soccorsi tempestivi. Ecco, c'è Sì, molto tempestivi, anzi ringrazio tutti e mi scuso dell'accaduto. Domani con la barca a latte in cantiere capiremo le cause di questa avaria, di questa problematica, anche perché l'imbarcazione è nuova e niente, quindi domani darò aggiornamenti un po' più concreti. Più precisi. Certo. Lei ha sottolineato giustamente che non si deve parlare di affondamento, c'è un principio di l'acqua è imbarcato sulla prua sostanzialmente, mi pare di aver capito. Fantasie. C'è stato un problema, l'equipaggio si è mosso bene, i soccorsi sono arrivati subito, la cosa prioritaria era riportare tutti a terra, però l'imbarcazione adesso in questo momento sta venendo trasportata da un rimorchiatore al cantiere più vicino, qui a San Giorgio di Nogaro. Domani mattina la tireranno su con la gru, o questa sera mi auguro, e poi domani capiremo se c'è una falla, se c'è stato un urto in navigazione, quali sono state le cause della problematica. Non si può parlare di affondamento perché l'imbarcazione in questo momento è a galla da sola e sta venendo trainata da un'altra imbarcazione, quindi Il comandante un po' scosso, lo abbiamo visto ricoverato nella tenda anche lui, però sembra che stia bene, forse ha avuto uno shock iniziale. Chiaramente lo shock è giusto, cioè è giusto, è una cosa che insomma comprensibile. Il servizio continuo comunque. Il servizio adesso nei prossimi giorni, giusto il tempo di riorganizzarci, verrà effettuato via gomma con i bus, anche perché comunque il tempo non è di certo dei migliori, e poi se il ripristino dell'imbarcazione non sarà così rapido, troveremo una soluzione con un'altra imbarcazione. Tutto da valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, va bene. Grazie Vidali, Grazie grazie mille.